sono riapparsi i fantasmi dell'altro anno, che comunque la Pisana partiva sempre sul 2-0 per l'avversario e poi riusciva a recuperare le partite al di là di chi era l'avversario. Quest'anno contro la Cordobet all'andata c'è stata una partita un po' strana, è finita in pareggio e devo dire che stasera siamo tornati tutti al completo della Pisana e abbiamo visto che quando la Pisana è al completo, anche ha detto dagli altri, insomma è una bella gatta da pelare e stasera l'ha dimostrato. Comunque andando sotto 2-0 e portando a casa i 3 punti che a noi ci servivano come il pane, perché comunque stiamo a ridosso dei playoff con 3-4 squadre attaccate e quindi questo ci faceva ben sperare con questa vittoria. Sapevamo da incontrare una squadra bene fisicamente da inizio anno, ci ha avuto un attimo di stop ma si è ripresa subito e non c'è da dire nulla della Cordobet, ma la Pesena questa sera ci ha messo del suo. Beh, come ti ho detto prima, sono scontri diretti che abbiamo nelle ultime 3 partite. Questa l'abbiamo fatta, le ultime 3 abbiamo Roma, Cottini e Peperino, che sono le 3 squadre che comunque stanno ai vertici dei playoff. Dobbiamo andare lì, giochiamo in casa, andiamo ad affrontare questa partita complicata sotto l'aspetto fisico, perché questa sera la Pisana, al di là che abbiamo vinto, ma all'inizio primo tempo non è che stava tanto bene fisicamente. Al secondo tempo abbiamo inserito quei 2-3 giocatori che forse hanno dato quella freschezza in più che abbiamo portato a casa il risultato. Per quanto riguarda la Roma, ripeto, è uno scontro diretto, la palla è redonda. Noi cerchiamo di fare il possibile, ma ci mancano, penso se non erro, 3 o 4 punti per rimanere dentro.